Per stare sereno, dall'Appennino alle Ande, ONM si espande. Magari abbiamo delle priorità diverse. La nostra filosofia è una sola, qualunque cosa accada, anziché rompere la M, recita solenne ONM. Abbiamo delle priorità diverse. Molte notizie di gossip vengono appositamente costruite in modo che noi possiamo marchiarle con il nostro ONM e creare delle adeguate assonanze. Ad esempio, da Uomini e Donne al Grande Fratello l'hanno fatta a manico d'ombrello, hashtag ONM. Dal televoto al confessionale all'inquilino ce l'hanno fatta a Torroncino, hashtag ONM. Anche su notizie più importanti. Si è fatta polemica, il presidente, la presidente. ONM. Dalla Borsa di Milano con la sua giornata nera, Sapuitaro alla Miera. Ripetete con me, Sapuitaro alla Miera. Ad esempio, Sapuitaro alla Miera con la storia di Ilari e Totti. Se ci fosse un Oscar dell'ONM, indubbiamente quest'anno andrebbe così. Per essersi distinti nel mondo del gossip, raccontandoci storie di Rolex e borse rubate, mentre la gente non può pagare gas e luce, vince l'Oscar dell'ONM la coppia Blasi e Totti. Se non hai ancora imparato a vivere secondo le regole dell'ONM, ti può capitare di fare gravi errori. Ascolta e impara. Non dire mai la frase "Oh, ma sei fatto troppo grosso", oppure "Oh, ma sei fatto troppo magro". Ma perché devi dire alla gente "sei fatto troppo grosso"? Non è che loro ti guardano e ti dicono "sei fatto troppo stronzo". Vivi e lascia vivere. Perché se non vivi e lasci vivere, c'è solo una spiegazione: l'invidia. C'è gente che muore di invidia anche se tu la mattina ti alzi e ti fai un mazzo così. L'invidioso non riesce a dire ONM. Io li porterei allo stadio. Immagina che al momento del rinvio si sente "Oh", e al posto del classico 800A partisse ONM e dall'altra curva M e tutti insieme ONM. Applauso. Se ti piace il video metti un tag, condividi, mandalo su WhatsApp a chi vuoi, viceversa ONM. La mia casa è Piazza Grande.